Ciao a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla partita, rubrica la partita della settimana. E questa settimana voglio analizzare un vecchio Cagliari-Genoa, che è una delle partite che si gioca in questo fine settimana. Lo potremmo definire il derby delle squadre con la maglia a quarti rosso-blu, una scemenza che mi è venuta in mente adesso. Cagliari-Genoa è una classica, soprattutto degli anni 90, dell'inizio degli anni 90, dove entrambe riuscivano più o meno sempre a salvarsi. Non sarà così nella stagione 94-95 per il Genoa, sarà così invece per il Cagliari. Cagliari-Genoa si gioca il 20 novembre del 1994, quindi insomma più o meno il periodo è questo, è la 10ª giornata. Tra l'altro sono andato a guardare anche il calendario, curiosamente stesso giorno di Cagliari-Genoa si giocava il derby di Milano, esattamente come questa giornata. La partita la vince il Cagliari di Tabarez 1-0 contro il Genoa di Scoglio. Decide Pusceddu all'83esimo. Pusceddu, per chi è più giovane non se lo ricorda, era un terzino sinistro che aveva una bomba su punizione, segnava tantissimo su calcio di punizione. Quella stagione, in quelle stagioni con il Cagliari, mi ricordo la stagione 92-93 in cui il Cagliari si qualificò per la Coppa UEFA, segnava tantissimo, ma non solo su punizione, anche in inserimento. A me ricorda un po' Valeri del Parma per caratteristiche. Calciava anche le punizioni, sinistro veramente poteva fare un pochino di più in carriera. Secondo me Pusceddu è uno che o si è un po' accontentato o comunque non è riuscito a ripetere un po' quello che aveva fatto proprio al Cagliari. Ha giocato anche in squadre importanti, nel Napoli, nella Fiorentina, però è vero che era chiuso magari dai Maldini, anche in nazionale, però forse poteva fare qualcosina di più. Alla fine di quella stagione il Cagliari arriverà nono, quindi un ottimo campionato per i sardi, mentre il Genoa retrocederà in Serie B al termine del campionato dopo lo spareggio perso a Firenze ai calci di rigore con il Padova. Vi faccio vedere il servizio del Guerin Sportivo di quel Cagliari-Genoa 1-0, eccolo qui, vi ripeto, peli di gatto ovunque. Eccolo qui, Cagliari-Genoa, e qui c'è anche il gol di Pusceddu. Si vede piccolo perché si vede praticamente la barriera e il pallone che sta per finire in porta. Queste sono le formazioni, questo è un po' il tabellino di quella partita. Vi faccio vedere rapidamente anche le due squadre, l'album, diciamo, delle figurine con le due squadre. Vi faccio vedere il Cagliari di Tabarez. Eccolo qui, faccio vedere pure Pusceddu, eccolo, ecco qui tutti i giocatori di quel Cagliari, e vi faccio vedere il Genoa che finirà in Serie B e che ci metterà poi una vita per tornare in Serie A. Pensate che quando il Genoa andò in Serie B alla fine del 94-95, già in estate si parlava di un passaggio rapidissimo nella serie cadetta per il Genoa. Passeranno invece più di 10 anni per rivedere una delle squadre più storiche e gloriose del nostro calcio in Serie A. Questo è Cagliari-Genoa, la partita della settimana. Questa rubrica analizza ogni settimana una partita che si gioca nel turno di campionato, andandone ad analizzare una analoga del passato, e come vi dico sempre cercando anche di rispettare un pochino il periodo in cui si sta giocando, così sembra davvero che sia la stessa partita, perché secondo me andare ad analizzare una partita che ne so, 30 anni fa si è giocata a maggio, andare ad analizzare a novembre, sì, per carità, è sempre un ricordo, però un pochino meno preciso. Se ci riesco, ogni settimana ne trovo qualcuna grosso modo dello stesso periodo. Mi raccomando, continuate a seguire il canale, vi ringrazio sempre per tutto il supporto anche che mi date e che mi spinge anche a proseguire questo lavoro. Ciao a tutti.